Un buongiorno a tutti, benvenuti alla Sala Oriana Fallaci del Consiglio regionale del Veneto. Oggi sono particolarmente emozionata, grata ed onorata di essere qui perché parliamo di un evento, di un'attività di casa. Io sono ficarolese dalla nascita e per cui ho sentito davvero nel cuore l'orgoglio di presentare l'edizione di un evento che appunto ha avuto i natali nel paese rivierasco di Ficarolo, provincia di Rovigo, sulla riva sinistra del Po. Oggi con noi abbiamo graditissimi ospiti, il sindaco di Ficarolo, Fabiano Pigaiani, il vice sindaco di Ficarolo, Agostino Paramatti, e salutiamo a casa la presidente della Proloco Silvia Pellegrini, che oggi non ha potuto essere con noi per impegni concomitanti. Salutiamo lei, salutiamo tutta l'associazione che davvero nel tempo si è spesa per il benessere sociale comune del nostro paese, e ovviamente salutiamo l'amministrazione comunale e tutti i ficarolesi che magari sono collegati nel seguire questa conferenza stampa che ho tanto voluto. Ringrazio, devo farlo, anche tutti coloro che insomma mi hanno aiutato nella realizzazione di questa conferenza. Milva Tasso, che ormai lo dico al mio angelo custode, se non ci fosse bisognerebbe inventarla, ma anche Giorgia e Angela dell'ufficio stampa, che si sono prodigate per rincorrere insomma la possibilità anche di avere l'evento di oggi. Non è stato facile, abbiamo dovuto anche rimandare per vicissitudini insomma che ovviamente non potevamo attenderci, ma ce l'abbiamo fatta e siamo qui. È semplice dare spazio e pubblicizzare eventi di caratura regionale o nazionale, e ce ne sono tanti. Insomma, il Veneto davvero è ricco di iniziative che valorizzano il nostro territorio. Non è invece semplice fare promozione e pubblicizzare gli eventi che io chiamo di casa, gli eventi magari di paesi più piccoli e che fanno più fatica di altri a portare avanti la tradizione, il folklore della nostra terra. Ecco, Ficarolo il 4 maggio ci riuscirà e lo farà in grande, perché l'evento Calici in Villa non è soltanto un evento di paese, si tratta di una manifestazione, di un'iniziativa che raccoglierà più produttori, non soltanto del Polesine, ma del nostro Veneto, della nostra Italia, per dar vita ad un'iniziativa che parla di tradizione, che parla di cultura, che parla di territorio e che parla anche delle fatiche dei nostri produttori e della nostra terra. Ora, il Polesine non è esattamente la terra delle viti, insomma, non possiamo andare in competizione col Valdobbiadene, con Treviso, ce lo dobbiamo dire, ma possiamo far comunque valere la tradizione di una regione che dal vino ha tratto tanto e che ha fatto del vino una sorta di religione. Non si parlerà soltanto di tradizione vitivinicola, si parlerà anche di enogastronomia a tutto tondo, si parlerà di prodotti della nostra terra, e voglio approfittare proprio oggi in questa occasione per ringraziare i tanti produttori, i tanti agricoltori che davvero si fanno in quattro ogni giorno per darci il cibo, quello buono, quello autentico, quello che rispetta gli standard di sicurezza e che arriva sulle nostre tavole per nutrirci nella maniera più salubre, più sana possibile. Ci tenevo a dirlo in un periodo che per l'agricoltura non è semplice, per i produttori non è semplice, per la nostra terra non è semplice. Quindi io davvero volevo ringraziare Ficarolo per questa grandissima opportunità, perché sono pionieri all'interno di una comunità tanto piccola ma tanto grande nel cuore. Per cui grazie davvero di cuore per l'opportunità che date al nostro paese, al nostro Polesine, al nostro Veneto e, perché no, alla nostra Italia. Dunque, io oggi faccio un po' la Maria De Filippi di turno e volevo chiamare subito su questo palco il primo cittadino di Ficarolo, il geometra Fabiano Pigaiani. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie Laura. Per me oggi è una giornata veramente importante e anche piena di soddisfazioni. Mi ritengo una persona
fortunata, ma nello stesso tempo un amministratore fortunato, perché amministro un paese piccolo, ma io dico sempre un piccolo grande paese, perché ha delle grandi risorse come il mondo del volontariato. In questo caso specifico stiamo parlando di un appuntamento di Calici in Villa, inventato e voluto fortemente dalla nostra Proloco locale con Presidente Silvia Pellegrini, e che l'anno scorso ha portato la prima edizione, questa è la seconda edizione, e nello stesso tempo mi ritengo fortunato come amministratore perché insieme a me ho un gruppo di persone. Qui abbiamo presente anche il vice sindaco Paramati Agostino, che su questo argomento, tra l'altro anche un esperto di vini che poi magari vi spiegherà, che anche lui insieme a Proloco si è dedicato e si è impegnato per ottenere i grandi risultati della prima edizione, ma nello stesso tempo organizzare tutti i produttori di vini locali, come è stato detto prima, e non solo, per questo appuntamento organizzato in Villa Giglioli a Ficarolo. Mi ritengo ulteriormente fortunato come amministratore perché Laura Cestari, consigliere regionale, è partita da lontano, nel senso che è stata anche un mio consigliere, un mio assessore nella precedente amministrazione di 10 anni fa, scusate, e anche lì si è distinta nella sua attività e nel suo prodigarsi per il proprio paese. Oggi ha raggiunto, non dico un traguardo perché non sono mai traguardi, però così il Consiglio regionale, dove riesce anche a portare all'attenzione del Consiglio regionale e alla Regione Veneto le capacità e le peculiarità del nostro paese, dandoci veramente una grande mano per pubblicizzare, per informare, per divulgare le nostre tradizioni, la nostra cultura, ma nello stesso tempo valorizzare quello che è l'operato del nostro comune. Quindi veramente grazie di cuore Laura, perché sei sempre attenta agli appuntamenti che noi organizziamo e ci metti sempre del tuo per riuscire a amplificare quello che noi diciamo quotidianamente organizziamo e facciamo sul nostro territorio comunale. Un piccolo paese, dicevo prima, Ficarolo, tra l'altro con il campanile più pendente d'Italia, e tra l'altro un paese che unico in Italia confina con 2 regioni in pochissimi metri, Lombardia, Emilia e Veneto, ovviamente attraverso un ponte sul fiume Po, il fiume più lungo d'Italia. Cosa dire ancora? Ci sarebbero tante cose da raccontare, però sicuramente nel tema che andremo a trattare oggi la persona più esperta, stavo dicendo prima esperto, Paramati Agostino, tra l'altro anche sommelier, ha organizzato insieme a Proloco questo appuntamento. Prima si diceva che non solo il Veneto è rappresentato, ma ci sono anche altre regioni che partecipano con degli espositori, con dei produttori di vini importanti. E addirittura abbiamo osato, nel senso che, Agostino magari ve lo dirà dopo, abbiamo invitato anche un commerciante di vini francesi per mettere a confronto quello che è il nostro vino italiano con quello francese. Questa competizione che ormai da anni si rimarca sempre di più, ma sicuramente noi abbiamo il compito di evidenziare quelle che sono le nostre qualità italiane, le nostre eccellenze italiane. Chiamiamola Ficarolo la Vinitaly 2, nel senso che
penso sia uno dei pochissimi paesi che organizza a livello italiano un appuntamento del genere. L'abbiamo messa quasi come scommessa e invece è stato un grande risultato. Noi abbiamo la volontà di andare avanti e di anno dopo anno migliorarci e, perché no, stavamo parlando prima in macchina mentre venivamo qui a Venezia io e Agostino, perché no un giorno riusciremo insieme a Proloco, insieme a tutto il gruppo di volontari, a portare in questo appuntamento Calici in Villa magari la rappresentanza di tutte le regioni italiane. Perché no? Questo è un nostro obiettivo e sicuramente otterremo come grande risultato. Adesso non so se Laura, tu che stai conducendo questo... Oh, grazie Sindaco, mi hai fatto anche emozionare, devo dire la verità, che quando si parla di casa, insomma, mi viene normale. Credo tu abbia spiegato perfettamente lo spirito e l'anima di questo evento. Abbiamo una previsione anche sulle presenze, secondo te avete fatto una stima? Sì, allora l'anno scorso ci siamo avvicinati a circa 700-800 presenze. Direte, ma insomma, che presenza è a 700-800 persone? Invece per noi è un grande numero, perché ricordo che il Paese di Ficarolo è una comunità di 2000 e, tra virgolette, metto tra virgolette perché insomma è inutile che stia qua a precisare i numeri, 2300 persone residenti, e quindi in un piccolo paese fare dei numeri importanti come questi è veramente un grande risultato. Quest'anno la previsione, addirittura ci chiedono costantemente le cantine su tutto il territorio nazionale di partecipare, perché ormai si è divulgata questa notizia e siccome la prima edizione è stato veramente un grandissimo successo anche per le cantine stesse, chiedono di partecipare, però abbiamo cercato di limitare il numero di presenze, perché voi vedete lì c'è poi alle mie spalle vedete l'edizione numero 1, ma avete visto in apertura anche la Villa Giglioli, dove in quella occasione del 4 di maggio ci sarà anche poi la possibilità di una visita guidata di Villa Giglioli, una delle grandi ville venete che è stata ristrutturata nel 2009 e veramente abbiamo dato il suo splendore internamente e esternamente. Adesso esternamente ormai iniziamo già a vedere i segni del tempo, però all'interno veramente una grande villa che merita di essere visitata, e proprio per quell'occasione ci sarà una visita guidata a tutti i partecipanti che magari desidereranno vederla al suo interno. E ricordo anche che all'interno della villa, al piano terra, c'è anche la nostra sede della biblioteca comunale e sarà anche occasione per chi vorrà partecipare a questo appuntamento, a questo evento con tutta la famiglia, anche i figli, c'è la possibilità di prelevare anche i libri e nello stesso tempo anche organizzare giochi, perché poi quel parco che avvolge Villa Giglioli è dotata di giostrine per i bambini e pertanto insomma c'è la possibilità di svago per i più piccoli, ovviamente guidati, seguiti da persone messe a disposizione in attesa insomma che i genitori possano in tranquillità sorseggiare e perché no anche acquistare qualche bottiglia di vino. Quindi sarà una totale immersione nel piacere del vino, dei prodotti locali, circondati da un ambiente che parla di storia, perché insomma per Villa Giglioli sono passati anche gli estensi e c'è stata anche la visita della regina Cristina di Svezia, quindi insomma penso che sia un'occasione per tutti anche per immergersi in una storia che è locale ma che travalica anche i confini del nostro Polesine. Io voglio ringraziare davvero di cuore il nostro sindaco Fabiano Pigaiani e adesso chiedo cortesemente al vice sindaco Agostino Paramatti di raggiungere
il palco per parlarci di questa iniziativa che nasce poi da una sua idea. Grazie Laura per questa occasione che hai organizzato per Ficarolo e per noi. Grazie al sindaco per tutte quelle cose che ha detto, che io condivido pienamente, perché a Ficarolo siamo un piccolo paese ma siamo una grande squadra con persone che si mettono in gioco tutti i giorni per cercare di fare qualcosa di buono. Come nasce Calice in Villa? Calice in Villa nasce 3 anni fa da un'idea di Silvia Pellegrini, presidente della Proloco, che mi dice: vorrei fare qualcosa relativamente al vino per valorizzare i nostri produttori. Dammi una mano, sapendo che io ero appassionato di vino. Ho detto: guarda, ci penso un attimo, ma con i produttori di Ficarolo faremo molto poco, perché noi non siamo una terra di vino. Cerchiamo invece di organizzare qualcosa di diverso. Partiamo dal Veneto, perché il Veneto è una grande risorsa per quanto riguarda il vino, e partiamo dal nostro territorio, dove noi possiamo offrire bellezze veramente grandi. Il parco e la Villa Giglioli sono una bellezza unica. E la manifestazione ci ha aiutato a poter far conoscere questa, diciamo così, la cultura del vino, ma anche il nostro territorio, la nostra Villa Giglioli. La Villa Giglioli poi è a 300 metri dall'argine del Po. Dopo aver degustato il vino si può fare una passeggiata lungo l'argine e godere dei tramonti meravigliosi che in questo periodo ci sono sul Po. Adesso c'è anche parecchia acqua e quindi è proprio veramente bello. Tornando al vino, l'anno scorso abbiamo avuto 10 produttori con una presenza, come diceva il sindaco, molto importante di persone. Quest'anno raddoppiamo e vorremmo anche raddoppiare il numero di persone. Se ci sarà bel tempo, visto anche l'interesse che sta suscitando questa cosa, secondo me, secondo noi ce la potremmo tranquillamente fare. Avremo produttori del Veneto, tutta la zona del Trevigiano, la zona della Valpolicella, ma anche i Colli Iberici. Poi abbiamo produttori che vengono dalla Lombardia, dall'Emilia, le nostre zone vicine. Abbiamo anche un produttore pugliese, un produttore che viene addirittura dalla Sardegna, e poi ultimamente si è aggiunto, al quale non abbiamo potuto dire di no, un commerciante, diciamo uno che favorisce la vendita di vini francesi. Quindi poter portare questa, diciamo, diversità, per poterne poi parlare anche attraverso l'esperienza dei vini francesi, potrebbe essere sicuramente molto utile. Come funziona? Cosa trova chi viene a trovarci a Ficarolo domenica? C'è un ingresso con un contributo minimo che consente di avere un calice che poi si porterà durante tutta la manifestazione e potrà essere portato a casa. Con questo calice i banchetti di assaggio e i produttori gratuitamente faranno assaggi illimitati, cioè non ci saranno grandi quantità di vino, però potranno essere assaggiate tutte le etichette presenti nei vari stand, etichette che saranno 60-70 etichette complessive, quindi uno potrà assaggiare tutta questa varietà di vini. La cosa interessante è che si potrà dialogare col produttore in maniera one to one, chiedendo come viene fatto quel singolo prodotto, quali sono le caratteristiche, e per gli amanti e gli appassionati di vino questo è estremamente importante, cioè poter parlare col produttore e confrontarsi per capire in che modo viene fatto quel vino, poi assaggiare un altro banchetto e capire un po' le diversità. E questo secondo noi è un grande valore aggiunto, al quale aggiungiamo quest'anno uno stand di un caseificio. È un caseificio della Lombardia, ma molto vicino a noi, perché noi siamo al confine tra 3 regioni, perché basta passare il Po, siamo in Emilia, e dopo pochissimo, siamo in Lombardia. Quindi avremo un caseificio stand che funzionerà con gli assaggi allo stesso modo dei produttori di vino, dove ci sarà il parmigiano reggiano, ma anche altre varietà di formaggi. Poi avremo lo stand della Proloco. Stand della Proloco in forma street food presenterà e potrà essere, diciamo così, utilizzato da chi viene a trovarci domenica. Ci saranno i prodotti della tradizione locale, i pinzin con i salumi e altre cose che potranno fungere da stuzzichino o anche qualcosa di più per chi poi si avvicinerà all'assaggio del vino.
Nella valorizzazione della villa sono previste visite guidate, come diceva il sindaco, più visite guidate a orari specifici che si possono vedere tranquillamente sul sito internet del comune, della Proloco, ma anche nei canali social. Sono visite guidate nella villa assolutamente in maniera gratuita. C'è un volontario ficarolese che si occupa di storia e che presenterà la storia e l'architettura della nostra villa e del nostro bellissimo parco. Sempre a Ficarolo la visita oltre a Calici in Villa, abbiamo detto del Po, ma diciamo anche che abbiamo una splendida piazza con una chiesa e un campanile di recente ristrutturazione dopo il terremoto del 2012 che vale la pena essere visitata, soprattutto la chiesa. Altra cosa, nella villa, mi scappava questo, la villa ospita anche la biblioteca comunale. Nella biblioteca sono organizzati nel pomeriggio di domenica delle letture a tema per i ragazzini. Sono allestite anche alcune sale con la mostra di oggetti della vinicoltura del passato. Abbiamo visto dalle foto che c'è qualcosa che richiama un po' quello che era la nostra tradizione vinicola. E i ragazzini ai piccoli vengono spiegate un po' cosa servivano questi attrezzi e come venivano utilizzati. All'interno del parco c'è poi un'area giochi per bimbi che può essere tranquillamente utilizzata ed è a libero, diciamo così, a libero accesso. Quindi insomma noi pensiamo di avercela messa tutta e che ci sia grande rispondenza da parte del pubblico per venirci a trovare domenica. Grazie, grazie infinito, spiegato perfettamente. Quindi spieghiamo bene i nastri di partenza dalle ore? Partenza dalle 15 e arriviamo fino alle 22, 22:30. Abbiamo scritto 22 nelle locandine, però se ci sarà gente, siccome saremo attrezzati con l'illuminazione, quindi potremo anche eventualmente andare oltre, perché lo stand della Proloco fornirà anche la possibilità, non dico di cenare, ma anche sì, attraverso l'offerta di prodotti, diciamo, della tradizione gastronomica locale. Ci sarà anche un'area di ristoro dove le persone potranno accomodarsi e diciamo così, gustare i prodotti e contemporaneamente gustare anche il vino. Il vino offerto in degustazione potrà essere acquistato direttamente dai produttori che vengono attrezzati con la quantità necessarie per poter soddisfare eventuali richieste. Lo scorso anno, anche per questo, quest'anno abbiamo avuto l'invito è stato mandato a quelli dell'anno scorso, ma se ne sono aggiunti altri perché ci hanno fatto una pubblicità notevole i produttori che hanno partecipato lo scorso anno, dove sono stati molto soddisfatti dell'interesse che ha avuto la manifestazione, ma anche della rispondenza commerciale che hanno avuto i produttori, riuscendo a, diciamo così, a vendere a prezzi che vengono fatti in maniera particolare per quanto riguarda quell'evento, un numero importante di prodotti che le persone hanno portato a casa soddisfatte di quello che avevano potuto degustare quella giornata. Grazie infinite. Ricordiamo, ma così per piacere mio, che ci sono anche 2 realtà rodigine che non ce lo saremmo mai aspettati, no? E insomma, una proprio Rovigo, proprio risiede nel nostro capoluogo, e poi ne abbiamo un'altra, Giacciano, Rovigo, non diciamo i nomi così vengono tutti a vedere chi sono e scoprirete che anche Rovigo sta iniziando poco a poco a concentrarsi sulla realtà vitivinicola. Io ringrazio davvero di cuore il sindaco Fabiano Pigaiani e ovviamente il vice sindaco Agostino Paramatti, che è anche il nostro esperto. Saluto nuovamente da casa, ma perché mi dispiace davvero non sia riuscita a venire la presidente della Proloco Silvia Pellegrini. Insomma, la nostra Proloco è un vulcano di idee sotto tutti i punti di vista, e ovviamente vi aspettiamo tutti domenica 4 maggio, Parco di Villa Giglioli, per degustare insieme vino e gastronomia locale. Un saluto a tutti e a presto. Grazie.